drop to the ground. Don't stop, you better walk out the door. Da Soave nel giardino meraviglioso, giardino botanico di Rocca Sveva, per la festa dei diplomi di AIS Veneto. Una serata di grande emozione e coinvolgimento. Andiamo a farcela raccontare dal presidente AIS Veneto, Marco Aldegheri. Oggi si conclude un percorso di un intero semestre per tutti quei colleghi che hanno affrontato il terzo livello del nostro percorso formativo. È una grande festa, è l'occasione, come dire, per festeggiare un traguardo importante, quindi uniamo utile e dilettevole in questo caso. Dopo almeno un anno e mezzo di lavoro questi ragazzi oggi celebrano un momento importante, hanno la possibilità attraverso i loro colleghi e le persone loro vicine di toccare con mano un traguardo che insomma è stato frutto di un lungo lavoro. Buonasera e benvenuti. Alla fine di questo semestre la festa si è conclusa qui, nella sede di Rocca Sveva, spazio meraviglioso di Cantina di Soave. Grazie alla grande disponibilità di Cantina di Soave che ci ha aperto le porte magiche di questo giardino. Ma Cantina di Soave sarà anche uno spazio privilegiato per riuscire, come dire, ad avvicinare tutti quei soci che da tutta Italia raggiungeranno Verona in occasione del congresso nazionale. Siamo riusciti anche a intercettare Paolo Bortolazzi, delegato di AIS Verona, la città che ospiterà il congresso nazionale. L'obiettivo principale che ci siamo dati con il congresso è quello di portare l'AIS, quindi l'Associazione Nazionale, all'interno della nostra città. L'obiettivo è far comunicare queste due realtà e cercare di far conoscere anche ai nostri soci che non vengono spesso a Verona quelle che sono in realtà le ricchezze storiche di Verona. A questo proposito organizzeremo durante il congresso dei tour che ci permettono di far visitare la città e di fare delle piccole degustazioni itineranti per cercare di appunto trovare un trait d'union tra questi due argomenti.